Ciao a tutti ragazzi e bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati sul canale. Vi raccontiamo ogni giorno una storia di calcio, storie di squadre, storie di singoli, storie di allenatori, insomma spaziamo dalle storie più conosciute a quelle, dalle squadre meno più conosciute a quelle meno. Da noi basta che si parli di calcio, siamo sempre contenti. E oggi vi parliamo di un calciatore che era forse, anzi sicuramente era un predestinato e che poi probabilmente per una questione in particolare non è riuscito ad esprimere appieno il suo talento e non è riuscito ad avere la carriera che davvero tutti gli avevano pronosticato. Parliamo di Gianluigi Lentini. Prima di parlarvene vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciate l'iscrizione, lasciate un like, lasciate un commento, insomma sostenete il canale nei modi che più vi piacciono. Con tutti questi modi sarebbe davvero la cosa migliore, in modo che possiamo continuare a raccontarvi le storie, possiamo continuare a stare insieme. Grazie mille. Dunque, Lentini è un prodotto del settore giovanile della del Torino, vabbè, intanto dico dell'assurdità pure io, del Torino, classe 1969, ala come ce n'erano una volta, corre sulla fascia, non è propriamente un attaccante, ma non è propriamente un centrocampista, è una vera e propria ala, gioca con la maglia o numero 7 o numero 11, il Torino lo presta giovanissimo all'Ancona dopo che lui ha esordito praticamente da minorenne a 16-17 anni già in Serie A nel 1986 contro il Brescia con la maglia del Torino, viene prestato all'Ancona in Serie B dove si comporta molto bene, il Torino lo riporta a casa e lui esplode nella stagione 90-91 disputando un ottimo campionato con il Torino neopromosso dalla Serie B che arriva alla qualificazione in Coppa UEFA, ma soprattutto nella stagione 91-92 in cui è il leader tecnico di un Torino che arriva terzo in campionato e che soprattutto disputa la sfortunatissima finale di Coppa UEFA contro l'Ajax, persa in maniera scellerata con tanta sfortuna e qualche decisione arbitrale contraria che avrebbe portato ai Granata il primo trofeo internazionale. Nell'estate del 1992 il Torino non ha la forza né tecnica ma soprattutto economica per tenere Lentini, si scatena un'asta enorme tra Milan e Juventus per portarsi a casa quello che a tutti gli effetti sembra il talento migliore di quella generazione. Dunque, oggi se un giocatore vuole andare da una parte ci va. Oggi sono le società ad essere ostaggi dei calciatori, un tempo era il contrario, se la società decideva qualcosa il calciatore sostanzialmente doveva accettare. Tant'è che Lentini preferirebbe andare alla Juventus nonostante si tratterebbe di un tradimento ai colori granata, lui vorrebbe rimanere a vivere a Torino dove ha la famiglia, dove ha gli affetti, insomma non vorrebbe spostarsi. Il Torino vorrebbe venderlo al Milan perché Berlusconi offre di più. Il Berlusconi di fine anni 80, inizio anni 90 è un presidente che se vuole qualcosa la ottiene. L'asta va al rialzo, Berlusconi non molla, non cede, alla fine a cedere è la Juventus e Lentini nell'estate del 1992 finisce al Milan per una cifra che all'epoca viene definita quasi immorale in Italia. Nell'anno di Tangentopoli il calcio spende delle cifre che vengono ritenute spropositate, ma tant'è. Il Milan 92-93 è una squadra che ha un organico che potrebbe tranquillamente aiutare un paio di squadre che di media classifica senza rimanere sguarnito e scoperto di calciatori. Lentini si aggiunge a questo squadrone e è un giocatore che piace tantissimo, già piaceva ai tifosi del Torino anche per il look, intanto indossava la maglia numero 7 e il look con capelli lunghi
e barba incolta ricordava molto Gigi Meroni ai tifosi torinisti. Al Milan è sufficiente che sia un buon giocatore e l'inizio della stagione 92-93 è ottimo. Tra l'altro è un inizio pazzo per il Milan, è strano per una squadra di Capello fare tanti gol e subirne tantissimi. C'è il famosissimo Pescara 4, Milan 5 alla seconda giornata, con il Pescara in vantaggio addirittura per 4-2, e Lentini segna un gol meraviglioso in rovesciata. Poi c'è un'altra partita ancora più pazza, che è Fiorentina-Milan 3-7 di inizio ottobre, domenica 4 ottobre 92, che è la domenica il record di gol, 48 gol. Mi ricordo benissimo l'intro di Galeazzi, di Giampiero Galeazzi al 90° minuto, che disse: a giornata dei gol, 48 gol, con Brescia-Foggia 4-1, ecco, Fiorentina-Milan 3-7, Genoa-Ancona 4-4, Lazio-Parma e Udinese-Pescara 5-2, insomma partite veramente pazze. E Lentini fa gol anche a Firenze, Fiorentina-Milan. Eccolo qui il gol di Lentini, che viene definito, vedete, anche qui Mister Miliardo, quindi davvero ci si aspettava tanto. Questo intanto è il tabellino di Fiorentina-Milan 3-7, questo è il gol di Lentini. Milan in maglia bianca, il Milan vince a Firenze. E la prima stagione di Lentini è ottima perché mette a segno 7 gol. Intanto dovete pensare che Lentini non era un attaccante, quindi non è che ci si potessero aspettare 15 gol da lui, ma soprattutto in quel Milan ruotavano praticamente tutti, sia gli attaccanti che i centrocampisti. Come abbiamo detto, era una squadra talmente un organico talmente ampio che posto da titolare ce l'avevano in pochi. E poi succede proprio nel momento in cui tutti si aspettano che Lentini sia il grande protagonista della Serie A e si prenda il Milan sulle spalle da un punto di vista tecnico, nonché la nazionale, perché all'inizio della stagione 93-94 ci si prepara ad USA 94. Nell'estate del 1993, il 2 agosto del 1993, il Milan gioca un triangolare amichevole a Genova contro il Genoa e il Panathinaikos. Se non ricordo male era qualcosa per il centenario del Genoa, però potrei sbagliare, io lo ricordo così perché la vidi quella partita in vacanza. Finisce la partita, i giocatori sono in libera uscita, Lentini si fa la doccia, si riveste, è un giocatore, tra l'altro è anche forse il primo personaggio tra i calciatori, sempre vestito alla moda, firme di grande classe, di grandi marche, vistoso orecchino da vari carati all'orecchio, ed ha acquistato da poco una macchina che aveva sempre desiderato e che con i soldi del Milan riesce ad acquistare, una bellissima Porsche gialla, con cui riparte da Genova in direzione Torino, dove sta frequentando la ex moglie di Totò Schillaci, con cui ha una relazione. Lentini è bello, giovane, ricco, famoso, insomma si sente invincibile. Inizia questo viaggio verso Torino, dei detriti in autostrada gli fanno bucare una gomma e Lentini monta quello che in gergo si chiama il ruotino, che è una sorta di quasi ruota di scorta più piccola e quindi meno resistente alla velocità delle gomme normali, degli pneumatici normali. Io stesso ho montato il ruotino proprio pochi anni fa, perché bucai una gomma di ritorno dal mare e mi raccomandarono di non superare i 60-70 km orari per salvaguardare quella ruota più piccola. Lentini questa accortezza non ce l'ha, inizia ad accelerare, si accorge che più o meno non cambia niente, 150, forse tocca i 200 km orari, è una velocità assurda. Normalmente, figuriamoci quando monti un ruotino, la macchina sbanda, la gomma scoppia, Lentini diventa un semplice passeggero di una macchina
impazzita, si schianta contro il guardrail, Lentini viene sbattuto sull'asfalto, perde conoscenza, viene soccorso da un camionista che sta arrivando e che neanche riconosce che si tratta di un giocatore di calcio famoso, e Lentini entra in coma. Tutto lo stato generale del Milan, a partire da Adriano Galliani, va in ospedale. È brutto da dire, ma non c'è solo un ragazzo in pericolo di vita, c'è un patrimonio oltre che umano anche tecnico ed economico da salvaguardare. Per fortuna il coma di Lentini è un coma leggero, passa qualche giorno, qualche settimana e il ragazzo si riprende, salterà praticamente tutta la stagione 93-94 in cui disputerà appena 7 partite, il Milan vincerà campionato e Coppa dei Campioni e Lentini il giorno dello scudetto Milan-Udinese 2-2, intervistato alla Domenica Sportiva da Simona Ventura, dirà: non sento mie queste vittorie, sono dei miei compagni, quindi sarebbe quasi giusto intervistare i miei compagni rispetto a me. Lui a posteriori, tanti anni dopo, quando avrà già finito di fare il calciatore, dirà letteralmente: sono stato un coglione, ma a 23 anni probabilmente di scemenze ne abbiamo fatte tutti. Ma sostanzialmente lui ha buttato lì la sua carriera, perché Lentini torna a giocare ma non è più il giocatore di prima, fa le stesse cose ma è come se le facesse a rallentatore. La stagione 94-95 passa un po' in sordina, soprattutto all'inizio. Lentini si riprende nel finale, in cui segnerà diversi gol, inizierà a puntare la finale di Vienna, Milan-Ajax, finale di Coppa dei Campioni, che vorrà giocare a tutti i costi, si allena molto più degli altri, in maniera attentissima, ha un'attenzione quasi maniacale anche all'alimentazione per arrivare tirato a lucido alla finale. Capello non gliela fa giocare. Io qui vi ho portato anche un Milan-Foggia in cui Lentini fa gol e vedete qui un grande Lentini affonda il Foggia, segnerà anche contro la Roma, Milan-Roma 1-0, gol decisivo di Lentini. La finale non la gioca, entra a 7 minuti dalla fine, il Milan prende gol a 5 minuti dalla fine, 4 minuti dalla fine da Kluivert, perde la finale, ci sarà una furibonda lite fra Lentini e Capello alla fine della partita. Lentini resta al Milan nel 95-96, 9 presenze, un gol contro il Cagliari, e poi viene richiamato da Emiliano Mondonico, suo mentore al Torino. Mondonico allena l'Atalanta, gli chiede se vuole tornare a lavorare con lui, gli dice proprio: io non ti ho visto bene in questi 2 anni, ci sei con la testa o sei ancora rimbambito dall'incidente? Lentini gioca abbastanza bene a Bergamo, riconquista persino la nazionale in un amichevole contro la Bosnia, poi decide con il cuore di tornare al Torino. Il Torino è in Serie B, perde lo spareggio col Perugia, viene promosso l'anno dopo, retrocede nel 2000. L'ultima immagine di Lentini al Torino è Lecce-Torino 2-1, il Torino retrocede, Lentini si toglie la maglia uscendo affranto, si toglie la fascia uscendo affranto dal campo e decide di andare al Cosenza, dove vivrà un'annata meravigliosa per il Cosenza, che per qualche mese sfiora la Serie A, diventa il leader tecnico del Cosenza, capelli lunghi, fascia per tenere i capelli. Il Cosenza fallisce nel 2003 e Lentini decide di seguire il Cosenza anche in Serie D, diventa l'anima e il simbolo del Cosenza. Chiuderà la carriera poi in Piemonte, giocando in eccellenza nel Canelli, in provincia di Asti, dove realizzerà addirittura 19 gol in un anno. Era il predestinato del calcio italiano nel 1992, purtroppo non lo è stato, ha pagato a caro prezzo un errore di gioventù che gli ha condizionato fortemente la carriera. Ma per noi ragazzini dell'epoca Lentini era veramente, veramente un fuoriclasse. Iscrivetevi al canale, Ciao!